questi errori veramente dimostrazione di come la tensione c'è da parte di entrambe le squadre. Davvero partita con tanta confusione in campo, non è confuso invece Brandon Davies. Campo per Naz Mitrulong adesso con la maglia dell'Olimpia, Bellinelli su Luau Cabarrò che vuole attaccarlo frontalmente dal palleggio, va fino in fondo a segnare attaccando quello che può essere uno degli anelli deboli, accoppiato ancora proprio con Marco Bellinelli sul blocco di Heinz, il cambio difensivo di Bologna, grande crossover di Luau Cabarrò che in 1 contro 1 sta dominando, è la terza volta che arriva al ferro quasi indisturbato. La Virtus riesce a mettere fine a questa prolungata azione offensiva di Milano, Bellinelli prende posizione contro Billy Baron, situazione di post basso, fade away di Bellinelli, soltanto retina. In campo coach Ettore Messina, scambia Teodosic con Paiola, cerca Jaité sul pick and roll, la stoppatona di Pippo Ricci, ancora Milano può correre con Hall che va al ferro, segna e subisce anche il contatto falloso di Alessandro Paiola. E scusate, la Virtus nel trovare un giocatore libero. 17-5 di parziale in questo secondo quarto per l'Olimpia, qui bravi i giocatori della Virtus a trovare Jaité vicino a canestro contro Brandon Davies di Eurolega giocate, riceve molto lontano da canestro, Jaité contro Davies, Teodosic attacca, Brandon Davies, runner aiutato dal ferro, fanno 13 per Milos Teodosic che veramente quest'oggi indietro dal palleggio lo sbaglia, rimbalzo di Pippo Ricci che serve in mezzo all'area Devon Hall, liberato al tiro dal mezzo angolo Brandon Davies, extra possesso gestito molto bene da Milano che si porta in doppia cifra di vantaggio, che riceve in post basso, non arrivano per adesso aiuti, Davies si gira verso il fondo, si prende il tiro, soltanto retina, ancora la mano morbidissima e zona direi per la Virtus. Ricci schiaccia per terra il pallone per Kyle Heinz, va a cercare Milli, cambio di lato, Baron da 3 con il fallo subito. Che succede con la zona matchup? Ancora una volta la seconda linea si adegua in ritardo, viene fatto un... C'è da dire che, come avevamo già sottolineato nei primi 2 quarti, Milano riesce a trovare ogni volta protagonisti diversi, Mitrulong, Luau Cabarrò, oltre a Billy Baron, anche se adesso deve uscire dall'altra parte per poi tornare nelle mani del serbo, penetrazione, scarico, Paiola ci riprova da 3 punti e mette anche questa, 2 triple firmate Alessandro Paiola. Con il cronometro Baron rimane con Wims, 5 secondi, lo sfida, poi va da Ricci che si alza per la tripla e la manda a bersaglio, ancora la pazienza di Milano per superare la metà campo. Davies si avvicina per ricevere contro Jaité, finta di consegnato per il francese, poi Davies decide di attaccare dal palleggio Jaité come se fosse una guardia. Vediamo se tenterà l'ultima azione della partita, quantomeno per segnare punti. No, Maignan preferisce non tirare, finisce così alla Segafredo Arena, vince, stravince le A7 Milano.